Pronti? 1, 2, 3. Viene considerato valido il primo segnale. Numero 4 Falcon Follia Baldoni Col al squalificato. comando, sbaglia invece Numero 3 Love Call, Freeloader mentre Cis squalificato. ha preso netto margine Numero di vantaggio. 14 Flica squalificato. Numero 8 Febo Pet squalificato. Una serie di rotture notevolissima, gruppo letteralmente sgranato già dopo 200 metri di gara, in 2 all'avanguardia, poi in 4 all'inseguimento, gli altri staccatissimi. E dovrebbe aver sbagliato anche Flicca, se non andiamo errati, infatti segue ma forse è squalificata. Comunque vediamo Falcon Baldone seguito da Fast Love Call, poi Fast Love Call sposta all'esterno, in terza posizione c'è addirittura Forest che rendeva un nastro e sta attaccando per passare in vantaggio Fast Love Call, che pure aveva avuto un'incertezza, ma ora guida nei confronti di Falcon Baldone. Forest in terza posizione, ancora dovrebbe essere Fortana sì, ma vedete il gruppo praticamente dimezzato e se ne vanno intanto in 1.17.9 per i 1000 metri di gara con Ripetiamo, numero 3 Freeloader Cis squalificato. Freeloader Cis, all'esterno c'è la mossa di Forest che progredisce, si toglie di mezzo a questo punto il numero 3 Freeloader Cis e avanza anche Fortana sì, numero 11, che va in seconda pariglia esterna, ma davanti c'è sempre Fast Love Call che continua a guidare tranquillamente su Falcon Baldone. Forest che ora cerca di attaccare a 500 dalla conclusione, ma il battistrada reagisce accelerando. Fast Love Call a 400 dalla conclusione, non permette avventure esterne, c'è l'errore numero anche 12 di Forest squalificato. E così Fast Love Call in vantaggio, Falcon Baldone in seconda posizione, più indietro c'è Fashion Cup. Completamento della piegata, ingresso in retta d'arrivo con Fast Love Call in vantaggio, ci prova Falcon Baldone a spostare all'esterno, finale con Fast Love Call che non si lascia avvicinare e vince netto. Per il secondo è il numero 5 ancora di Falcon Baldone che precede Fashion Cup, poi Follia Wind che dovrebbe essere quarta, ma andiamo. Suona intanto la sirena. Suona intanto la sirena e bisogna rivedere le fasi iniziali sicuramente. Attenzione, la giuria prima di confermare l'ordine d'arrivo si riserva di visionare il filmato della corsa. Rivediamo le battute finali, ma ovviamente tutto sub giudice perché la giuria ha suonato la sirena e quindi ci sarà da vedere cosa è successo. Io penso soprattutto sulla prima curva, quando anche il numero 10 che poi ha vinto nettamente ha sbagliato e quindi ci sarà da verificare